Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto il titolo della mascherina, inizieremo a parlare di come iniziare bene la giornata con il canale del vostro Marietto Veneziano, perché ho molte persone che visualizzano e non sono iscritti, passano sul canale, guardano 2 o 3 video ma non sanno di quanta ricchezza di video c'è nel canale, e poi magari perdono queste grandi occasioni di poter vedere qualche video didattico o qualche pillola didattica. Però prima di iniziare questo, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di Ildegardo di Marietto Veneziano, così da essere sempre aggiornati sui nuovi video e di non perdere queste importanti informazioni, e di iscrivervi anche, che è sempre gratuito, nei gruppi di Facebook di Ildegardo e Marietto Veneziano, e di venirci a trovare nel canale di Telegram, dove ogni lunedì sera alle 20:30 si tiene un percorso esoterico gratuito. Bene, iniziamo a parlare un po' del canale del vostro Marietto, dove ad esempio mi contattano persone che sono un pochettino non disperate, ma che hanno delle problematiche, perché hanno capito che ormai chi comanda l'eterico comanda il mondo, e quindi hanno bisogno di un piccolo aiuto semplice ma importante, però magari non hanno una visione completa di quello che c'è già nel canale, e quindi contattandomi perdono tempo, perché basterebbe che cercano nel canale. Allora, nel canale ci sono delle belle pillole su come creare l'ovetto blu di protezione, che è importante, e che sarebbe da fare subito alla mattina, prima di iniziare una bella, come si suol dire, meditazione sulla stella di Davide, che è importantissima. Così con l'ovetto blu ci costruiamo una protezione, e con la stella di Davide ci costruiamo dentro di noi, nel nostro subconscio, nel nostro corpo eterico e nel corpo astrale, una bella stella di Davide di protezione, un sigillo eterico. E questa è una cosa che si può fare gratuitamente, senza grandi sforzi, basta stare sdraiati nel letto appena ci si sveglia, e questo è importantissimo. Poi è chiaro che eventualmente si può attivare dei protocolli di pulizia che il vostro Marietto ha già messo nel canale come pillole, quindi basta che andate a cercare questi protocolli di pulizia energetica, eterica, con l'onda di forma tramite il pendolino, e si può attivare anche in questa direzione. Eventualmente, se il vostro problema attuale o che avete in questi momenti è quello dell'abbondanza, può attivare anche i protocolli per l'abbondanza, che in alcuni richiede solamente una conchiglia e un circuito, in altri una conchiglia, un circuito e una candela, ma queste si possono fare tranquillamente durante la settimana, diciamo, cioè non è obbligatorio farlo appena ci si sveglia, però almeno bisogna sapere che queste pillole ci sono nel canale del vostro Marietto Veneziano. Poi chiaramente si può, per chi ha acquistato da Ildegardo del vostro Marietto Veneziano dei sigilli di protezione o di fortuna o di lavoro, per attirare lavoro, si può prendere il sigillo che si è acquistato e parlargli un attimino, perché sono dei sigilli planetari per la maggior parte, e che, come si suol dire, aiutano tantissimo, perché, come vi ho già spiegato, i sigilli planetari non sono altro che un rivestimento del vostro corpo sottile, che, in altre parole, attiva e protegge, riempie quei buchi che a livello dinamico planetario sono nel vostro karma. E quindi quando una persona nasce ha un determinato influsso planetario, e poi crescendo, evolvendo nella vita, visto che i pianeti sono dinamici e creano praticamente delle mancanze energetiche, questi sigilli che avete acquistato, che sono praticamente salomonici e planetari, riempiono queste discrepanze, questi manchi, e quindi
chiunque abbia acquistato i sigilli da Ildegaro Marietto Veneziano può prendersi il sigillo e può parlargli. Se lo tenete sempre con voi, bene; se invece gli avete messo un testimone e lo mettete in una cassetta di sicurezza, bene lo stesso. E queste sono delle piccole cose, delle piccole chicche che chiunque passa in questo canale e per la prima volta vede questa pillola può attivarsi e andare a cercare nel canale il vostro Marietto Veneziano, così che senza spendere una cifra impossibile può praticamente attivarsi per proteggere il proprio corpo sottile. Eventualmente potrebbe, in teoria, se invece ha bisogno di più informazioni, contattare o il Ildegaro Marietto Veneziano per una consulenza. Vi ricordo che per il Marietto Veneziano una consulenza è di 20 franchi, pagabile tramite PayPal. Bene cari amici, anche oggi il vostro Marietto Veneziano vi ha dato questa piccola pillola, tanto per iniziare la giornata e per aiutarvi a cercare nel canale del Marietto queste pillole che ci sono, così che non vi perdiate questo materiale prezioso che vi potrebbe essere utile per questi tempi che stanno per arrivare. Grazie cari amici, il vostro Marietto Veneziano vi saluta, vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegaro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook ed eventualmente anche andare a scaricare nel sito del capitano.altervista.org i ebook che hanno dentro i circuiti che voi vedete nelle varie pillole del vostro Marietto Veneziano. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.